Ad Agrigento, al Villaggio Mosè, all'Hotel Tre Torri, convention elettorale di ringraziamento di Articolo 4 e di Michela Giuffrida, la giornalista catanese eletta al Parlamento europeo e candidata da indipendente nella lista del Partito Democratico e che ascoltiamo al nostro microfono. Michela Giuffrida, appena eletta al Parlamento europeo, il vostro è un impegno di speranza e di riscatto per il Paese, per la Sicilia in particolare. Sì, come abbiamo detto, per tutta questa fulminea e fulminante campagna elettorale noi ci eravamo presi un impegno, quello di far vincere il partito della speranza sul partito della rabbia, e come avete visto nel tempo sia il nostro Premier Matteo Renzi ha parlato di questa contrapposizione fra questi due partiti e poi lo abbiamo appreso dai giornali. Proprio 2 giorni fa è uscito fuori questo documento che è stato anche stigmatizzato da Grillo perché doveva restare segreto, e quel documento diceva che appunto questo senso di protesta che si voleva instillare nella gente non ha convinto perché era un senso di protesta distruttivo. Noi invece abbiamo invitato tutti a protestare sì, ma a farlo andando a votare, con un sentimento che non era quello della distruzione, ma era un sentimento di costruzione, anzi di ricostruzione. E in questo abbiamo avuto ragione, perché effettivamente è stato così. Sono state ribaltate le previsioni dell'ultima ora e della prima ora, quando tutti dicevano che Grillo sarebbe stato il primo partito di Sicilia, quando tutti dicevano che il PD non avrebbe avuto l'affermazione che ha avuto. Tutto ribaltato, il PD si è confermato il primo partito d'Italia con una percentuale veramente lusinghiera. Noi con Articolo 4 siamo riusciti con la nostra proposta a incidere sui sentimenti di speranza e sulla voglia di ricostruzione, ed eccoci qua, ora siamo pronti per cominciare a lavorare. La Sicilia, terra di frontiera, soprattutto porta d'Europa, purtroppo anche nel senso dell'immigrazione clandestina. Come colmare la distanza allora nei confronti dell'Europa? Ovviamente non vi sono delle bacchette magiche, però i deputati siciliani tenteranno. Tenteranno, ma è bene fare una precisazione. In Europa conta moltissimo il lavoro che si fa nelle commissioni, sarà importantissimo. Io ancora non conosco la commissione di destinazione, anzi voglio dire, noi stiamo parlando anche precocemente perché non è stata ancora fatta la proclamazione degli eletti, quindi a me piacerebbe aspettare quel momento, ma diamo per scontato a questo punto questo passaggio, e io mi auguro che sia scontato. Subito dopo sarà importante capire in quale commissione ciascuno di noi lavorerà, e questo non lo decidiamo noi, questo la gente lo sa e lo deve sapere se non lo sa. Fatto questo, io sono a completa disposizione, così come ho detto, e manterrò tutte le mie promesse. C'è tanto da fare in agricoltura, c'è tanto da fare per quanto riguarda il lavoro, c'è tanto da fare per sanare la piaga dell'immigrazione, perché dobbiamo dare risposte a questi nostri fratelli, ma dobbiamo pretendere dall'Europa di avere risposte come siciliani, oltre che risposte d'attenzione, soprattutto risorse. Quindi è importante capire dove ciascuno di noi potrà impegnarsi, e questo statene certi, io lo farò impegnandomi al massimo.